Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Sta continuando la settimana della congiuntura del comparto agricolo regionale Veneto per il 2020 che ricordiamo tutti i giorni, quindi andiamo ad approfondire un comparto. Oggi è la volta dei cereali e delle colture industriali e per questo siamo in compagnia con il dottor Renzo Rossetto di Veneto Agricoltura. Ricordiamo che tutti i giorni fino a venerdì 25 giugno, che poi sarà quel giorno in cui pubblicheremo il report finale, pubblicheremo anche sul sito di Veneto Agricoltura, quindi scaricabile. Renzo, com'è andato il settore dei cereali e delle colture industriali nel 2020? Direi che è andato benissimo, molto bene nel 2020. E per quali motivi? Soprattutto per due motivi, le rese e i prezzi. E allora partiamo dalle rese. Certo, allora le rese sono andate benissimo perché l'annata è stata buona dal punto di vista climatico. Per esempio il mais ha avuto un'estate che ha alternato periodi freschi ad altri più caldi ma non troppo siccitosi, le piogge giuste, ha fatto delle rese record superiori alle 11 tonnellate per ettaro. Ma anche quelli della colza altrettanto, ha fatto rese mai viste in Veneto, 3 tonnellate,6, un aumento del 34%. Sono andati bene anche i cereali vernini, che hanno avuto un periodo primaverile un po' limitato nelle precipitazioni, sono dovuti intervenire con delle irrigazioni, ma hanno fatto rese diciamo buone per le colture, in aumento rispetto al 2019, e questo quindi ha favorito le produzioni finali. Anche la soia è andata bene, sono stati pochi attacchi parassitari e problemi fitosanitari, ha avuto delle rese attorno a 3,7 tonnellate per ettaro, un aumento di quasi il 10%, insomma. Bene anche la barbabietola, bene il tabacco, le rese sono andate bene un po' per tutte. E invece dicevi poi i prezzi? I prezzi anche sono andati bene quasi per tutte le colture, credo a memoria siano andate, cioè i prezzi sono stati leggermente in calo solo per il frumento tenero, ma per tutte le altre durante l'anno o a partire da metà anno i prezzi sono stati superiori al 2019 e quindi il fatto che ci sono stati prezzi in leggero aumento ha permesso poi di conseguire dei valori della produzione superiori al 2019 quasi per tutte le colture. Insomma, la soia ha avuto un aumento del prezzo del 12% in media rispetto al 2019, che sono aumentati, che sono continuati anche di più nel 2021, i prezzi di quest'anno stanno andando molto bene. E quindi un'ottima annata, mettiamola così. Ma è andato davvero tutto bene? No, c'è qualcosa che non è andato benissimo, per esempio ha riguardato gli investimenti in alcune colture ovviamente. Per esempio sono diminuiti le superfici coltivate a frumento tenero, che sono scese a 85.000 ettari con un calo di attorno al 7-8%. Il frumento duro ha avuto un calo ancora superiore al 25%, quindi le superfici sono scese a 10.000 ettari. Anche il mais ha perso qualche migliaio di ettari, è sceso a 153.000, mentre invece sono andate molto bene gli investimenti nei semioleosi, quindi la soia l'anno scorso ha leggermente aumentato, hanno aumentato tantissimo girasole e colza. Mentre il barbabietola e il tabacco anche loro hanno avuto dei cali negli investimenti, quindi c'è stato qualche investimento che non è andato molto bene in alcune colture, mentre altre sono state favorite. Sì. Per quale motivo di anno in anno ci sono questi spostamenti? Ci sono degli spostamenti fisiologici per alternanza nelle scelte culturali. L'anno scorso i frumenti avevano perso parecchio perché nel 2019 erano andati molto male anche in termini di rese e quindi gli agricoltori hanno cercato altre soluzioni. Per esempio è andato molto bene e sta andando bene anche quest'anno l'orzo, perché l'orzo ha avuto un incremento degli investimenti attorno al 10%, è stata una delle colture come la soia e i semioleosi che ha incrementato. E a tal proposito volevo chiederti, sta andando bene un prodotto che è la birra? E diamo anche ci impegniamo a registrare prossimamente un approfondimento dedicato proprio alla produzione della birra. Ci sono 140 microbirrifici nel Veneto, un argomento davvero molto interessante anche perché gli appassionati
di questo prodotto sono in aumento. Con il caldo la birretta è sempre gradita. No, sì. In effetti l'anno scorso abbiamo messo sotto la lente questo comparto della produzione artigianale di birra e abbiamo fatto un'indagine specifica coinvolgendo anche i birrifici agricoli e sono venute fuori delle cose davvero molto interessanti. Parleremo di questo in un prossimo approfondimento. Grazie al dottor Renzo Rossetto per essere stato oggi qui con noi. Abbiamo parlato di cereali e colture industriali, o meglio, abbiamo fatto il punto su questo importante comparto dell'agricoltura veneta, ricordando che tutti i numeri saranno a disposizione del report conclusivo che pubblicheremo venerdì 25 giugno. E nel frattempo, giorno per giorno, stiamo venendo avanti con l'esamina di tutti i settori dell'agricoltura. A domani!